Una stagione da incorniciare, quella estiva per il turismo veneto. Il trend di crescita inizia però a gennaio con un più 8% di presenze registrate, addirittura un incremento del 20% per l'afflusso nelle spiagge del litorale, un risultato che ora va mantenuto. Complice sicuramente la bella stagione, ma complice anche il lavoro che si sta facendo in primis degli operatori, ma anche degli enti locali nel fare promozione anche all'estero. Tra l'altro anche proprio su questo progetto inclusivo siamo andati a fare promozione in Austria, in Germania, tramite i social network, tramite la carta stampata, proprio per far capire che il Veneto è un posto sicuro che può accogliere tutti in maniera indiscriminata. Le mareggiate e il maltempo compromettono con frequenza la consistenza delle spiagge. Il ripascimento viene messo in conto dalla regione che ogni anno investe milioni di euro per ripristinare la battigia. Certo è che la continua erosione delle spiagge, questi fenomeni che sono sempre più violenti, il fatto che per esempio gli stessi fiumi portino meno detriti al mare causa o l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione agricola o peggio ancora le dighe per la costruzione di centraline elettriche che ostacolano il flusso dei fiumi. Aver meno materiale che scende in mare significa aver meno materiale che poi si deposita nelle coste e questo non fa altro che aumentare i costi di intervento.